Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, finalmente oggi emerge chiaramente cos'è la grande piazza convocata il 15 marzo da Repubblica tramite editoriale della sua firma Michele Serra, attorno a cui si sta coagulando tutto il mondo radical, progressista, tutto il mondo delle anime belle, della gente che piace a se stessa, che si autocita negli editoriali, insomma la vecchia bolla intellettual mediatica in ormai probabilmente irreversibile ritardo sulla storia. Qual è il punto interessante di oggi però? Che emerge chiaramente come quella piazza, prima ancora che una piazza per l'Europa, che poi vuol dire una piazza per l'euroburocrazia, per questa costruzione dirigista e parasovietica che è l'Unione Europea, non per l'Europa come civiltà, storia, identità, anzi le identità vengono cancellate a partire dalle identità nazionali, tant'è che Serra più volte ha ammonito: portate solo la bandiera europea, ci mancherebbe che, come dire, nel continente ci siano bandiere diverse che rimandano a storie secolari, solo la bandiera dell'euroburocrazia. Ma oggi emerge chiaramente che prima ancora che una piazza per l'Europa è anzitutto una piazza contro l'America, perché la verità è che i primi sostenitori di Donald Trump sono loro adorano Donald Trump perché gli ha permesso di tornare al vecchio vizio della casa, al richiamo della foresta di gioventù, all'anti-americanismo. Hanno riscoperto il nemico imperialista che era lo zio Sam, che era l'idolo polemico, no, è stato a lungo l'idolo polemico delle loro carriere intellettuali. E oggi la doppia paginata di Repubblica che rilancia questo evento, a parte parlare di adesioni plurali, poi tu vai a leggere tutto il bel mondo della sinistra, da Veltroni a Fratoianni, insomma un tasso di pluralismo consistente. Ma ci sono delle spie linguistiche concettuali palese. Per esempio c'è l'intervista di Annalisa Cuzzocrea, la penna radical di appoggio, diciamo, a Michele Serra, che intervista la scrittrice Donatella Di Pietrantonio, vincitrice del premio Strega 2024 con L'età fragile. Il dialogo veramente sembra un collettivo antiamericano degli anni 70. Perché è necessario alzare la voce e dirsi europei proprio adesso? La scrittrice, perché varie parti del mondo, scusa, perché da varie parti del mondo, ma soprattutto da Stati Uniti e Russia, arrivano posizioni che veramente ci lasciano interdetti, a volte scioccati per la violenza con cui si manifestano. Quindi gli Stati Uniti, la principale democrazia liberale globale, messi sullo stesso piano della Russia putiniana, dove gli oppositori finiscono nei gulag dell'Artico, non scrivono in prima pagina sul New York Times. La stessa Cuzzocrea poi riattizza questo furore anti-americano ed è ancora più surreale della scrittrice. Domanda della Cuzzocrea: da una parte sembrano essere in pericolo i valori democratici in cui siamo cresciuti, attaccati dall'esterno, dalla Russia e ora dagli Stati Uniti che fomentano il ritorno dei fascismi. Gli Stati Uniti che fomentano il ritorno dei fascismi. Cioè, in una domanda passa come inciso ovvio il fatto che secondo costoro oggi l'America, colei che ha combattuto nel Novecento tutti i totalitarismi, colei che ci ha liberato dal nazifascismo e per fortuna protetto dal comunismo, quella nazione di cui dovrebbe esserci le bandiere in piazza il 25 aprile, altro che le falce e il martello, perché sono stati i veri liberatori dal nazifascismo, fomenta il ritorno dei fascismi, che in America non c'è mai stato ed è impossibile che ci sia per la propria conformazione alla radice del sistema costituzionale, politico, culturale americano, a meno che per costoro fascismo sia quando vincono gli altri, in questo caso i repubblicani. Tendiamo a pensarlo abbastanza perché nonostante la Di Pietrantonio dica che la casa comune europea è l'antidoto agli autoritarismi, beh, nella casa comune europea hanno
appena impedito a un candidato, che può piacere o no, Georgescu, il candidato romeno, uno può non condividere nulla della sua piattaforma, ma espellerlo dal gioco democratico non è proprio, come dire, un simbolo di lotta agli autoritarismi, sembra piuttosto un atto di autoritarismo, cioè ormai si stanno avvitando in nonsense espliciti. Nello stesso editoriale di Serra si dice che la democrazia è in pericolo perfino laddove la consideravamo inestirpabile. Nel paese di George Washington e di Abramo Lincoln, la democrazia oggi in America è in pericolo. Oggi che c'è tra l'altro un'amministrazione che ha stravinto le elezioni in tutti gli stati contesi, ha stravinto nel voto popolare, ha chiaramente a favore il vento del popolo americano e incarna uno spirito del tempo americano che ha chiesto cose ben precise che Trump sta facendo, tutto questo per costoro è fascismo. Costoro, prima ancora che per l'Europa, vanno in piazza contro l'America, perché seppur abbelliti, riverniciati, accomodati in poltrone comode dopo carriere luminose, sono e rimangono profondamente anti-americani. Grazie a tutti.